Si è conclusa la seconda giornata del convegno regionale di pediatria e neonatologia organizzato dalla Società Nazionale di Pediatria Sezione Sicilia e alla Società Italiana di Neonatologia, che ha visto la presenza di esperti confrontarsi su varie tematiche mediche post-Covid. Possiamo fare un bilancio di questi 2 giorni che ha visto ad Agrigento riunire i migliori pediatri e neonatologi della Sicilia. Ecco, un punto di aggiornamento sicuramente di grande rilievo. Come si guarda anche al post-Covid? Siamo molto soddisfatti per la qualità dei relatori e delle relazioni a cui abbiamo assistito, è stato davvero il punto di incontro dei migliori pediatri e neonatologi della Sicilia. Abbiamo affrontato tanti temi, dopo il Covid appunto una ripresa della vita normale, soprattutto delle patologie a cui siamo stati abituati, quindi le bronchioliti, quindi le problematiche influenzali, le vaccinazioni. Abbiamo affrontato tanti temi dell'emergenza pediatrica e neonatale e adesso questa mattina una interessantissima sessione sulla denatalità, sulla società, sulle problematiche sociali dei bambini, quindi davvero relatori anche da Roma, da altre università che ci hanno portato un contributo fondamentale. Il ruolo del pediatra è importante all'interno di una famiglia? Assolutamente sì, il pediatra di famiglia è un punto di riferimento, fino ai 18 anni dovrebbe essere così ed è importante anche che ci siano le istituzioni e le strutture ospedaliere organizzate con i team multispecialistici per affrontare le problematiche più importanti. Ecco, la presenza della Regione qui a questo interessante convegno, 2 giorni che ha visto ad Agrigento incontrarsi neonatologi e pediatri di tutta la Sicilia, insomma un momento importante che si inquadra anche nel quadro clinico del post-Covid. Sì, l'impegno dell'assessorato regionale alla salute è proprio quello sicuramente di promuovere le politiche di educazione sanitaria, di prevenzione, e la prevenzione parte con i primi 1000 giorni di vita. I primi 1000 giorni di vita partono dal concepimento, dopodiché quando il bimbo nasce è lì che fondamentalmente occorre creare tutte quelle condizioni affinché il benessere del bambino in fase neonatale continui ad essere sempre maggiore in fase da adulti, ed è per questo che l'assessorato vuole essere presente a questo importantissimo evento regionale in cui neonatologi e pediatri di libera scelta ospedalieri sono a confronto per mettere a punto le migliori politiche sanitarie per il bambino, per il binomio mamma-bambino e per tutta la famiglia. Il ruolo del pediatra è importante, in particolare anche per una donna pediatra. Il ruolo del pediatra è fondamentale, così come quello del ginecologo durante le fasi della gravidanza, per portare al meglio la gravidanza e la nascita, con la promozione dell'allattamento materno, che in Sicilia ha ancora dei numeri troppo bassi e che invece si è visto scientificamente che dà il maggiore benessere possibile al bambino, e sì, soprattutto alle donne. Per fortuna io adesso tra le giovani pediatre ne vedo tante, in un'ottica di equità, in un'ottica di parità di genere, che è importante proprio per dare il meglio a tutta la popolazione da un punto di vista di servizi pediatrici. Comandante, lei interviene oggi qui al convegno di neonatologia e pediatria su tematiche importanti. Ecco, se ci anticipa magari il senso del suo intervento ai pediatri presenti. Certo, noi siamo come Arma dei Carabinieri particolarmente onorati della richiesta da parte dell'organizzatore di questo illustre convegno. La tematica trattata è il rapporto tra la salute umana e in particolare dei bambini e della qualità dell'ambiente. Ultimamente le attività sono molto orientate sulla tutela dell'ambiente e quindi da qui alla tutela della salute, essendo noi stessi quello che siamo, quello che respiriamo, quello che mangiamo e l'ambiente in cui viviamo. Tra i relatori del congresso regionale qui dei neonatologi e pediatri c'è oggi anche il professor Enzo Di Natali, che interverrà con interessanti argomentazioni a questo congresso regionale, che ci vorrà brevemente anticipare le sue linee guida. Quale modello di pediatra per la pediatria è sostanzialmente il mio intervento. E per proporre il modello di pediatra c'è una lettura storica di pediatri che nel tempo si sono distinti, e cioè Serroi,
Antonino Ciacia, Vincenzo Terrana e Vincenzo Reale. 4 pediatri che hanno saputo coniugare la scienza e l'etica, e coniugando scienza ed etica ci hanno fatto capire che non è possibile fare scienza senza un impegno etico, e questi si sono distinti attraverso azioni veramente notevoli e di grande interesse. Ad esempio, ricordiamo il professor Reale che si adopera per costituire la Casa della Speranza e dare un avvenire diverso ai bambini diversamente abili. Il ruolo del pediatra è importante all'interno di una famiglia? È fondamentale, perché tra le figure mediche è quella, a mio modo di vedere, su cui la famiglia ha tanta fiducia, pone tutto nel pediatra, perché il pediatra cura il bambino e il bambino è il futuro della società.